Buongiorno e bentrovati in diretta su shritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dal 1° di ottobre per garantire tutti i giorni dalle 12 alle 12:15 un quarto d'ora di informazioni, aggiornamenti e notizie sul mondo del lavoro, per fare in punto sulle novità del lavoro che cambia. Come sempre passeremo in rassegna le notizie dell'ultima ora, per passare poi a dare risposta ai quesiti che maggiormente ci vengono posti prevalentemente sul portale espertolavoro.com ed infine nell'ultima sezione spazio ai consigli di lettura con storie di interviste e pillole di lavoro. Ma veniamo subito alle notizie di oggi. Come prima notizia di oggi sicuramente è di rilievo il fatto che il ministro Speranza, il ministro della Salute, ieri ha firmato un'ordinanza per cui 5 regioni rientreranno nelle zone arancioni. Le regioni oggetto dell'ordinanza sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria e quindi passando nella zona arancione dovranno rispettare misure di contenimento all'emergenza epidemiologica un pochino più rigide. Pertanto per tutti i lavoratori residenti e che lavorano nelle aree della zona arancione dovranno essere previste le autocertificazioni che garantiscano la possibilità di spostarsi dalla casa al lavoro e lo spostamento dai comune in comune per esigenze lavorative. Inoltre la provincia di Bolzano rientra appieno nel titolo di diventata zona rossa, per cui anche per la provincia autonoma di Bolzano ci sono le regole più stringenti legate all'emergenza Covid della zona rossa. Infine, nella giornata odierna, la Campania probabilmente si aggraverà la situazione della Campania passando quindi di livello superiore il rischio di contagio da emergenza epidemiologica. Attendiamo comunque ulteriori ordinanze. Riguardando la mappa dell'Italia, questa è la nuova suddivisione delle regioni. Vi abbiamo riportato ora come si presenta oggi l'Italia suddivisa per colore, per gravità e per le regioni. Come vedete nelle zone rosse è ricompresa la provincia autonoma di Bolzano, mentre nelle zone arancioni rientrano le 5 regioni che abbiamo appena appreso essere passate nella zona arancione. Per tutto il resto d'Italia la situazione rimane invariata nelle zone gialle, ma si attendono ulteriori sviluppi per cui un provvedimento d'urgenza da parte del Ministero della Salute potrà comunque modificare la colorazione, quindi il livello di rischio italiano delle altre regioni italiane. L'altra notizia di oggi riguarda la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di ieri, col numero 279, del decreto cosiddetto Ristori bis, il decreto 149/2020. Nel decreto Ristori bis ne abbiamo già parlato, sono contenute diverse misure che riguardano aiuti alle imprese in funzione dell'emergenza epidemiologica che colpisce indistintamente l'intero territorio italiano. Viene previsto all'allegato 1 del decreto 149 una misura che va ad estendere le aree di intervento del cosiddetto indennizzo a fondo perduto. Vengono ampliate le categorie dei codici Ateco, dei codici attività delle aziende che possono fare accesso al contributo a fondo perduto in funzione delle perdite che sono state registrate nel mese di aprile 2020, perdite che devono essere quantomeno superiori al 33%. Questo vale per tutte le imprese che abbiano la sede o il domicilio, unità operativa, sede, quindi qualsiasi tipologia di sede nel territorio italiano. L'estensione di questi codici Ateco riguarda quindi altre attività non già ricomprese nella prima formulazione del decreto Ristori, il 137/2020, e può ricomprendere anche la ristorazione senza somministrazione, quindi per tutte quelle attività di ristorazione con servizio di consegna, lavanderie industriali, musei e bus turistici. Ma non è solo questa la misura a fondo perduto. È stato riconosciuto un'ulteriore misura di sostegno alle imprese per tutti quelli che hanno alla data del 25 ottobre 2020 una partita IVA attiva, quindi questa è una modalità di verifica che l'Agenzia delle Entrate farà in funzione di quelle possibili aperture di partita IVA legate alle prime voci di apertura ad un indennizzo ulteriore. Quindi chi ha la partita IVA, quindi soggetti che abbiano partita IVA aperta e attiva al 25 ottobre 2020 e che dichiarino di svolgere una delle attività
come attività prevalente nei settori dei codici Ateco contenuti nell'allegato 2 al decreto ristori, per esempio grandi magazzini e varie attività di commercio sia al dettaglio sia ambulante. L'elenco è veramente molto ampio, per cui non possiamo darne riscontro ora, e hanno possibilità di chiedere, e sono collocate nelle zone rosse, possono richiedere un ulteriore contributo a fondo perduto, sempre a livello di Agenzia delle Entrate. Altra misura che impatta a livello fiscale sui flussi finanziari delle aziende è la cancellazione della seconda rata IMU. Le imprese che esercitano attività nelle categorie elencate nell'allegato 1, l'allegato 1 del decreto 149, quindi quell'elenco di aziende che è stato ampliato e che poi esercitano anche attività nelle attività ricomprese nell'allegato 2 del Ristori bis, qualora siano anche proprietari degli immobili dove esercitano l'attività di impresa, possono sospendere il versamento dell'IMU, della seconda rata IMU, versamento che sarebbe dovuto essere fatto il 16 di dicembre 2020, quindi una misura che dà un po' di respiro anche per quanto riguarda i versamenti. Sempre in tema di versamenti, decreto Ristori bis. Per i soggetti che esercitano le attività sospese, attività economiche sospese per effetto dell'IPCM del 3 novembre, quindi tutte quelle attività che abbiamo già visto aver avuto una sospensione, una riduzione dell'attività lavorativa e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Ma non solo, anche per tutti quelli che esercitano attività nei servizi di ristorazione con sede nelle zone arancioni e gialle, quindi andiamo a verificare di volta in volta dove è collocata l'azienda, nonché per i soggetti dell'allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero che esercitano l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio, tour operator con sede nelle zone rosse. Viene prevista la sospensione di versamenti che scadono nel mese di novembre. La scadenza del mese di novembre è una precisazione, una novità rispetto a quanto si era visto in precedenza col decreto ristori. In effetti, in precedenza avevamo visto la competenza del mese di novembre, soprattutto per quanto riguarda i possibili versamenti da sospendere per il mese di novembre, ma lo vediamo tra poco. Quindi per quanto riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre, quindi i pagamenti relativi per esempio agli stipendi che sono stati elaborati per il mese di competenza di ottobre, che prevedono il versamento delle ritenute alla fonte delle addizionali comunali e regionali nel mese di novembre, ecco che si può beneficiare di una sospensione dei versamenti. Quindi una sospensione che riguarda ritenute alla fonte in generale, e in questo caso vi ho citato l'IRPEF dei lavoratori dipendenti, addizionali comunali e regionali, perché riguarda sempre l'alveo delle ritenute alla fonte che il sostituto d'imposta deve applicare, e oltre a questi anche le sospensioni di versamenti IVA che al 16 di novembre vale sia per chi applica l'IVA mensile o l'IVA trimestrale. Quindi il pagamento può essere sospeso. Quando potrà essere ripresentato il pagamento? O in un'unica soluzione nella data del 16 marzo 2021 o in 4 rate di pari importo con decorrenza sempre dal 16 marzo 2021. Sempre in tema di versamenti, si precisa ulteriormente che è sicuramente opportuno operare con molta diligenza la distinzione dei versamenti proprio per effetto di quelle che possono essere le misure già adottate in funzione delle precedenti sospensioni dei versamenti per effetto delle precedenti normative, come ad esempio sappiamo il decreto di agosto. Sempre in tema di sospensione di contributi previdenziali e assistenziali, il decreto Ristori bis dice che a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati all'allegato 1, quindi quelle famose 73 codici Ateco, codici attività, è prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti per il mese di novembre, cioè nel mese di novembre, quindi i contributi di ottobre che devono essere versati il 16 di novembre. Questo è il chiarimento che attendavamo perché per effetto dell'IPCM del 3 novembre chiaramente i versamenti
Se dovevano essere di competenza a novembre, avevano effetto il 16 dicembre e tutte le aziende che erano sospese per effetto della misura introdotta col DPCM, chiaramente si aveva un problema di liquidità importante nella prima scadenza utile di versamenti delle paghe di ottobre. Quindi questo è un chiarimento molto importante che consente alle imprese la sospensione dei versamenti dei contributi. Quindi zone elencate, scusate, codici attività elencati nell'allegato 1, sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre. Questa sospensione per questa tipologia di imprese non opera nei confronti dell'INAIL, quindi qualora ci fossero dei versamenti da effettuare per le rateazioni INAIL, questi devono essere applicate e quindi pagate il 16 di novembre. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre, quindi scadenza pagamento novembre 2020, in favore dei datori di lavoro che abbiano unità produttive operative nelle zone rosse. Questa è una definizione di unità operative e produttive che dobbiamo vedere in funzione di come è stata censita l'azienda nel portale INPS. Quindi se l'azienda ha già censito unità produttive e operative si può optare per la sospensione dei versamenti. Qualora queste unità non sussistano, non siano già censite, non siano nemmeno censite a livello di Camera di Commercio, questa operazione non può essere fatta valere perché l'INPS verifica sicuramente la posizione delle aziende in funzione dei censimenti che sono stati fatti dal datore di lavoro. Qual è l'impatto di questa sospensione? Anche in questo caso il versamento viene traslato al 16 di marzo 2021 o in un'unica soluzione o in 4 rate di pari importo con decorrenza dal 16 di marzo. Il decreto prevede altresì che qualora 2 delle rateazioni, anche non consecutive, vengano saltate, decade il beneficio della rateazione. Per quanto riguarda la cassa integrazione, benché ci si aspettassero ulteriori chiarimenti, viene semplicemente specificato, ed è di sicuro una misura che fa un pochino distendere moltissimi animi, viene specificato che quindi tutti i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 possono avere accesso alle nuove 6 settimane di cassa integrazione. Dico nuove per differenziarle dalle 9+9 del decreto agosto, quindi le 6 settimane previste dal decreto Ristori 137/2020 sono applicabili a tutti i lavoratori che risultino in forza al 9 novembre 2020. Di conseguenza, rispetto alla norma precedente, le 9+9 settimane del decreto agosto, viene ampliata la platea di possibili fruitori dell'ammortizzatore sociale. Infine, staccandoci un attimo dalle previsioni del decreto Ristori, per cui comunque oggi pomeriggio vi ricordo che ci sarà un webinar dedicato tenuto da Elisa Pavanello ed Enrico Cabinato, parliamo velocemente di sorveglianza sanitaria eccezionale. L'INAIL con una nota prevede che dal 5 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 è nuovamente disponibile il servizio di sorveglianza sanitaria con il quale i datori di lavoro possono richiedere telematicamente, quindi mediante una richiesta fatta attraverso il portale dove si accede con le proprie credenziali, il PIN o lo SPID, quindi richiedere una visita medica da parte degli organi dell'INAIL nei confronti di quei lavoratori cosiddetti fragili. I webinar della settimana, come vi ho già accennato, oggi pomeriggio dalle 15 alle 16 Elisa Pavanello ed Enrico Cavinato terranno un seminario relativo esclusivamente alle novità introdotte dal decreto Ristori, di cui chiaramente oggi vi abbiamo dato solo un brevissimo accenno, ma nel pomeriggio saranno esaminate tutte le misure in maniera precisa e puntuale, anche per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dell'indennizzo a fondo perduto. Mentre domani pomeriggio insieme a me ci sarà il collega Simone Cocchetto, rivedremo tutte quelle che sono le attività e le misure che il datore di lavoro possono prendere in considerazione quando il lavoratore debba assentarsi per esigenze legate all'emergenza epidemiologica. Ed infine nella giornata di giovedì Simone Cocchetto terrà un seminario relativo al welfare territoriale, dove le aziende si pongono al centro del territorio in cui operano per fornire un servizio dedicato e speciale ai propri lavoratori.
quindi un tema abbastanza innovativo rispetto a quello che siamo abituati ad applicare. Veniamo alle risposte, domande e risposte di oggi. Prima domanda di oggi. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell'isolamento si può spostare? La risposta probabilmente già la conoscete, la risposta è assolutamente no. Vi è divieto assoluto di spostamento per tutti i soggetti che si trovino in una condizione di quarantena o isolamento. Vi ricordo velocemente che per quarantena si intende la separazione di un soggetto, di un individuo dal resto della collettività perché potrebbe sviluppare i sintomi del contagio, mentre chi è in isolamento è un soggetto che è già affetto da coronavirus, è già stato contagiato da coronavirus e quindi l'isolamento risulta essere una misura per evitare il diffondersi del contagio. Quindi chi è in quarantena e in isolamento non può assolutamente spostarsi da casa. L'unica eccezione può essere rappresentata da quei soggetti che siano in quarantena per contatto, quindi non siano direttamente rilevati dall'unità sanitaria come contatto diretto, ma questi soggetti per poter fare eventuali ulteriori esami che diagnostichino il loro stato di salute possono uscire, quindi previa però comunicazione e autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria, purché usino il proprio mezzo privato e indossino naturalmente la mascherina. Altra domanda di oggi. Posso assistere un parente o un amico non autosufficienti che abitano in una zona rossa o in una zona arancione? Allora, apparentemente la risposta potrebbe essere no, invece è sì, la risposta è sì, perché se ricordate sono consentiti nelle zone rosse e nelle zone arancioni gli spostamenti per condizioni di necessità, urgenza, motivi di salute. Nel nostro caso la tutela di una persona non autosufficiente è una condizione di necessità, quindi chiaramente muniti di idonea certificazione legata e autocertificando di dover recarsi a dare assistenza a una persona non autosufficiente, è possibile spostarsi di comune ed andare dal proprio comune ed andare a svolgere attività di assistenza alle persone non autosufficienti. Ultima domanda di oggi. Ero convocata per un concorso il 28 novembre, cosa succede? Ecco che in questo caso interviene il DPCM che ha sospeso tutte le prove scritte relative ai concorsi pubblici, concorsi privati e anche tutti i concorsi per l'abilitazione professionale. Quindi in questo caso, se il 28 novembre si doveva tenere una selezione legata a un'abilitazione professionale, un concorso pubblico o privato, non può essere svolto, quindi non si può andare a svolgere le prove, a meno che queste prove non riguardino i concorsi relativi al personale sanitario che sono ancora consentiti. Per ulteriori domande, quesiti, dubbi, per avere delle risposte celeri vi segnalo la possibilità di inserire i quesiti nel portale espertolavoro.com dove vi daremo una risposta in tempi molto brevi. Ma passiamo quindi ai consigli di lettura. Il consiglio di lettura di oggi, tratto sempre dal magazine Laborability, riguarda un tema di sicura attualità. Cosa deve fare l'azienda se un dipendente è affetto da Covid? È un articolo che in maniera molto chiara e semplice ci racconta quelle che sono le azioni da intraprendere qualora ci siano lavoratori dipendenti che risultino affetti da Covid, quali sono le azioni che gli stessi lavoratori devono fare nei confronti dell'azienda, cosa fare se un lavoratore deve assentarsi per quarantena scolastica del figlio e quindi vengono un pochino generalizzate, rese semplici tutte le misure previste dai decreti e dalle norme attualmente in vigore per la tutela dei lavoratori in fase di emergenza epidemiologica. La puntata di oggi è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata.